Rumori, polvere, una zona in uno stato di degrado. Ci troviamo in vicolo San Bartolomeo, a meno di 1 chilometro dal centro di Treviso. Qui sono state realizzate 2 palazzine, ma il resto dell'area non è mai stata sistemata. Anzi, ci hanno raccontato i residenti, ogni giorno è un via vai di camion che caricano e scaricano terra, e non solo. A pomeriggio alle 2:30 qui arrivano dei muletti e dei camion che scaricano queste montagne, adesso è anche piccola questa, montagne di quella terra marrone lì che mi dicono che cos'è, è l'asfalto tirato su, che cos'è? Ecco, poi lo prendono, lo riportano e vanno avanti per delle ore. Qui stiamo andando avanti da mesi. Durante il Covid noi stavamo con la mascherina, non solo per il Covid, ma stavamo con la mascherina anche per questa cosa. La preoccupazione ma anche l'esasperazione dei cittadini è ormai alle stelle. Abbiamo chiamato tutte le autorità e istituzioni, dicono, ma non abbiamo avuto risposte. Ogni volta ci dicono guardi, fra la prossima settimana portiamo via tutto, poi una volta il comune, una volta Telecom, qui continuano a scaricare terra in un posto pubblico, no, su un marciapiede, e poi ogni tanto ne portano via, poi la riportano di nuovo, quindi è una cosa che sta andando avanti da settimane senza che si veda l'idea di un completamento di tutta questa cosa. Sono mesi che aspettiamo che l'area venga sistemata. Non utilizzare, soprattutto secondo me, questa zona che è una piazzale pubblico come zona di discarica, perché questa a tutti gli effetti sta diventando una discarica, a mio avviso. Una zona che potrebbe servire ai trevigiani solo se venisse realizzata. Mi sembrerebbe opportuno valorizzare questa zona. È una zona di parcheggio che potrebbe essere utile ai trevigiani, è una zona di parco giochi. So che forse verrà fuori uno sgambatoio per i cani, ma in ogni caso voi guardate quello che succede qua. Qui in mezzo ci hanno lasciato una zona piena di ruggine, piena di rovine, piena di terra e di tutto, pericolosa per ragazzini che ovviamente andranno a curiosare lì in mezzo. Diventa difficile vivere in una zona che sembra in questo momento non avere un futuro, eppure siamo a ridosso della città, in un'area residenziale.